Eder. Mac. Pallister. Come vanno le cose? Diciamo sempre peggio, perché meglio non può essere, anche e soprattutto per questo dilungarsi di trovare prove o eccetera. Cioè io me la sogno tutte le notti, non c'è problema. Non ho dormito una notte e ne sono passate più di 850 da allora, e domani sarà peggio e così avanti. Purtroppo ma è così, cioè è una condanna, ecco. Io ho conosciuto, intanto vorrei partire anche dal fatto che io ho voluto conoscere da subito, i parenti stretti di Liliana dal giorno dopo, se vogliamo, nel senso che la consideravo sì scomparsa, ma si sperava, assieme al fratello, alle cugine, che avesse potuto trovare intanto riparo momentaneo presso qualche o parente o amica. Nel momento in cui però che è stato ritrovato in casa, secondo me sono rientrati, però lo dico, ma non lo nego. I telefoni di Liliana, la sua borsetta, i documenti, i soldi, carta di credito, Green Pass, eccetera, sono stati trovati a casa. Io dico che qualcuno li ha portati, comunque lei non se li è dimenticati, secondo me. Ecco, da quel momento in poi, che era proprio pochissimi giorni dopo, io ho cominciato a pensare al peggio, purtroppo io con tutti i parenti stretti. Un'altra cosa che mi premeva di dire, e colgo l'occasione, non tanto tempo dopo, siccome si sono divisi i parenti rispetto al vedovo, hanno formato due gruppi diversi e i parenti mi hanno accettato subito, stranamente, come, chiamiamolo pure, componente di quel gruppo che voleva cercare la verità, che cercava Liliana, ecco. E lui li ha tacciati di... No, cioè ha detto che io li ho presi per i fondelli, ha detto un'altra parola, ma quello intendeva dire, perché gli ho raccontato chissà che cosa, loro mi hanno creduto e sono diventato un loro, chiamiamolo così, alleato nelle ricerche. Mentre Sebastiano, tuttora, dopo 2 anni e mezzo, sta prendendo per i fondelli tutta l'Italia e nessuno se ne accorge. Tutto quello che ha fatto Sebastiano da allora, ecco perché io punto il dito su Sebastiano, non per dire che lui l'ha ammazzata, ma lui sicuramente sa quello che è successo a Liliana da subito, perché non è escluso che la sua borsetta sia ritornata a casa, non si sa come. Liliana era vestita quando l'hanno trovata qua, era coperta da sacchi bianchi, neri, ma soprattutto un pezzetto di cordino che veniva da casa sua. Quella è una messa in scena gigantesca. Se lei non si è suicidata, perché è impossibile che uno possa morire così di schianto solo perché si mette un sacchetto sulla testa allentato perfino, ecco, il cordino non è stato usato per niente, era tutta una messa in scena. Che nessuno non abbia voluto credere a un non suicidio mi sembra una cosa fuori del mondo. Lei non può essersi suicidata in quella maniera. Un sacco di altre incongruenze. Per esempio l'alibi di Sebastiano è saltato del tutto proprio, soprattutto per quanto riguarda l'uso della GoPro. La GoPro è stata manipolata, manomessa, e bisogna chiedergli perché. La GoPro, che è una telecamerina che registra, non è stata accesa all'inizio e spenta alla fine come avrebbe dovuto essere. Ha ricevuto non meno di una trentina o di più di spegnimenti e riaccensioni. E i pezzi che sono su non valgono niente. Uno addirittura fa viaggiare Sebastiano a 240 km all'ora per percorrere 800 metri in 13 secondi. 800 metri in 13 secondi. Questo è provato. Sono 240 all'ora. Ci sono troppe incongruenze. Io sono convinto che l'apporto vostro, di tutti i media che hanno lavorato su questo fatto, abbia fatto in maniera che oggi, a 2 anni e quasi mezzo, sia ancora apertissimo, se no era già chiuso. Per la procura di Trieste si metteva una pietra sopra, lei si è suicidata e basta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.